quindi provocare il crollo della galleria stessa. Le 4 di pomeriggio di stagione la gente è tutta dormiveglia. Una macchina scende a Rezzolone con lo fracasso a tutte ne sdroviglia. Lo meglio corso dello sommateno che sto lo scende con giomano. Manco s'adduna, povero mescheno, che se incongiannato non arriva lontano. 3 mesi che la massa sorfarara non calava in già la perrera, ma sempre allerta la chiazza restava, aspettando notizie di fora. Quante persone erano impiegate in queste miniere? All'apice, diciamo, dell'estrazione mineraria più di 1000, 1200, 1300. Comunque con tutto l'indotto, perché il minerale che veniva estratto qua veniva portato a Licata, da cui partiva tramite nave per praticamente tutto il mondo, andava in Francia, arrivava fino in Giappone, in Cina. Per cui c'era un indotto abbastanza possente, servivano camionisti, serviva una certa vigilanza, qua erano presenti 2 empori, era presente una cappella, l'ufficio postale, cioè c'era un villaggio vero e proprio che una volta chiusa la miniera è stato completamente abbandonato. Ci risulta che ci fosse anche una stazione dei carabinieri presenti qui, e ci dicono che nella punta massima, poiché non dimentichiamo che queste miniere appartengono sia al territorio di Sommatino ma anche al territorio di Riese, ci furono punte di 6.000 persone impiegate qui. Diciamo era abbastanza grosso il numero di persone che riuscivano a occupare ed è stato abbastanza duro poi riuscire a convertire tutte queste persone, cioè al momento noi non abbiamo finite le miniere, non abbiamo una vera e propria risorsa economica. Quando cessò definitivamente la produzione e l'estrazione dello zolfo? Diciamo che dalla fine degli anni 60 è andato via via scemando fino alla chiusura vera e propria alla fine degli anni 70. E poi è iniziato il declino anche delle infrastrutture presenti. Ho capito. Ci sono degli episodi, degli aneddoti qui. Pare che alla fine dell'Ottocento ci fu una grossa perdita, circa 39 persone persero. Sì, le persone qua, diciamo ogni anno c'era 2 disgrazie. Sente la tromma, si stringe a tenagli. Vuole sapere che gioca successe. A tutte passarono le spadeglie, perché non si sa che gioca si perse. Cadè la trabbia. Allo 14 c'è l'antemonio. Facete lesto, scendete con mia. Già sutta a stura c'è lo martorio. Un'altra macchina chiamava per Riese, lo fuoco aveva incagliato dalla rita, perciò era impegnato lo paese per essere presente a sta mala chiamata. Dove alle rete impausta memoria, che oggi non Riese e Sommateno, sono 2 paesi quasi la stessa storia, questa perrera scritto allo destino. La domanda è una sola. Quando ne calaro sta giornata, lo chianto a tutti e ne afferra la gola, quando la risposta fu arrivata. Tecnici, capomastra e manuala, arrestare un venti nelle mura, la malavita del sorfarara, lo sape qua ha travagliato alla perrera. No, già restavevo che stavolta, con scennice persi la vita, appena lo lampo l'ha allociato, con morse arso, oppure scacciato. Morsero tutte, le vecchie e le carose, noggio di che se tornare alle case. Avevano scioperato 4 mesi e che sto giorno la serra le voce. Che strazio e che pena ogni famiglia, lo callo forte, le sudura si squaglia. Soffrono tutti, la madre e la figlia, la pena è forte e noggio se la sbigna. Venne a rappresentare lo governo lo sottosegretario Michele, voleva stotare le vampe dell'omperno con 2 parole dolci come mele.
feste nella mano per le familiari, o non ci creda che sta bregogna. Tempo prima aveva va benere, per gioiere sta crese caccialligna. La sua presenza ho ogni gradita, perché venne a conzare l'anzalata, di tutte queste noggio torna a mita, né con lo governo o con la missa cantata. Uno delle giorni più funeste, oggi si scrive nella nostra memoria. Non sono solo le guerre o le feste che restano scritte nella storia. Come funzionava quindi questa estrazione dello zolfo? E un'altra cosa che mi incuriosisce, perché in quest'aria si percepisce l'odore dello zolfo, è normale? Sì, è normale perché l'odore dello zolfo è abbastanza pesante. Non a caso è stato dalla mitologia indicato come la presenza del diavolo, cioè dove compariva il diavolo si sentiva l'odore dello zolfo. Per cui permane, anche se la miniera è inattiva da diversi anni, questo odore permane. In più ci sono delle sorgenti di acqua sulfurea, la cosiddetta, noi la chiamiamo acqua mindina, che sono tuttora attive, per cui in alcuni posti, in alcuni punti della miniera si percepisce questo forte odore di uova marce. Ecco, a proposito di estrazione, quindi come avveniva l'estrazione dello zolfo? L'estrazione avveniva rigorosamente a mano, cioè qua noi abbiamo della roccia sotto i nostri piedi, della roccia calcarea, dentro questa roccia calcarea c'erano dei filoni di zolfo e si cercava appunto di individuare questi filoni. Lo zolfo viene estratto manualmente tramite piccone o nell'ultima fase tramite martelli pneumatici, si usava la dinamite, si usavano gli esplosivi per facilitare il compito. Dopodiché il minerale veniva caricato dentro dei vagoni, per cui qua sotto c'erano una vera e propria ferrovia abbastanza ramificata e poi venivano caricati dentro degli ascensori che si chiamavano skip e portati all'esterno, per cui risalivano. Che altezza c'era? Sì, per un certo periodo, fino a un certo punto arrivavano gli ascensori fino a 300 metri, poi c'erano altri livelli che non erano raggiunti dall'ascensore e si dovevano raggiungere con altri mezzi, con la ferrovia abbiamo detto, con i muli eccetera eccetera. Quindi il massimo di perforazione? Sì, il massimo della perforazione si arrivò fino a 600 metri, dopodiché le condizioni diventavano proibitive sia perché occorreva stabilizzare tutta l'intera struttura, sia perché c'era l'acqua, che provocavano un pochi problemi, diciamo, agli ingegneri minerari. Ecco, interessante questa visita, suggestiva, particolare, ma il vice sindaco, che è un buon geologo, vuole vincere una scommessa, vuole farci vedere una roccia di zolfo. Noi adesso tenteremo di trovarla, ma intanto guardate le belle immagini di questo luogo così molto suggestivo che ci propone il nostro Enrico Scarso.